Agrigento si prepara a festeggiare la notte più lunga dell'anno. Tutto pronto quasi per il classico cenone della vigilia che si concluderà con il brindisi che saluterà l'arrivo del 2013. In provincia sono stati organizzati, come da tradizione, numerosi veglioni che saranno meta dai giovani che vorranno per una notte evadere dalla routine per iniziare il nuovo anno in maniera alternativa ed in allegria. Per chi volesse invece passare il Capodanno in piazza a Porto Empedocle, a partire dalla mezzanotte gli Isla Band suoneranno in piazza Kennedy. Per le vie della città il buon tempo e i primi sconti invogliano la gente a fare gli ultimi acquisti dell'anno. E tra gli agrigentini, oltre ai rituali auguri, la domanda più ricorrente ha come tema il come si passerà l'ultima notte di questo 2012. Come passerete questa notte di Capodanno? A casa con i parenti. Classico cenone e poi per le strade o tutta la notte? Classico cenone con il bimbo, tutti a casa insieme. A casa con la famiglia, con i bambini, sorella, il cognato. Secondo le tradizioni? Sì, secondo le tradizioni, anche perché con i bambini è difficile spostarsi. Poi con la crisi che c'è naturalmente un po' ci stiamo limitando. Con gli amici. Veglioni? Veglioni. Quindi cena in famiglia e poi con gli amici? Sì. Speriamo che sia un buon Capodanno. Sempre in famiglia. E poi penso usciremo, saremo un po' in giro e vediamo quello che riusciamo a trovare. Mi passerò il Capodanno in un hotel e insomma balleremo, divertiremo e aspetteremo la mezzanotte.